Bella a tutti ragazzi, bene, trovati in un nuovo video dello spettacolo calciomercato, Batte Napoletano. Come state? State tutto bene? Spero di sì. Allora, in questo video pomeridiano, poi verso le... non so se uscirà un altro video perché oggi sono impegnato, un altro video sul mercato dopo le 8 oppure uscirà direttamente la live, non lo so, eh, penso che farò direttamente uscire la live, un video dopo di questo e poi direttamente la live. Allora, partiamo subito con le tre notizie di mercato che abbiamo oggi. Allora, partiamo dalla prima. Tottenham e Newcastle United sono entrambe interessate al figlio dell'ex calciatore dell'Inter, cioè Dejan Stankovic, ex giocatore dell'Inter. Il figlio si chiama Ehm, Alexander Stankovic, uno dei talenti, se possiamo dire, più importanti, con nomi importanti, più importanti che abbiamo mai avuto nella storia del calcio europeo. Ricordo che Stankovic è serbo, è di nazionalità serba e è uno dei talenti più importanti che abbiamo al mondo e ha molto prospetto di giocare nelle migliori squadre d'Europa, nelle più importanti squadre in Europa. Infatti, se cioè, se è nel mirino del Tottenham e del Newcastle, un motivo ci sarà, penso. Secondo alcuni di YouTube, è quello che faccio io, è un ragionamento stupido, però vabbè. Poi abbiamo, scusate per l'inquadratura, ok, poi abbiamo Joao Gomez, attuale centrocampista del Wolverhampton, e diciamo è stato messo nel mirino di un possibile acquisto del Manchester United nella finestra di calciomercato invernale. In questo momento mi risulta solo che il Wolverhampton sia disposto a venderlo eh, solo in estate. Non si vuole privare della qualità del giocatore a metà campionato. Dice, mo io do un campionato in corso, non devo cercare di avere tutti i giocatori al completo, tutti i miei più forti in squadra, in rosa, poi casomai se il destino vuole li cediamo in estate. Se il destino vuole si arriva l'offerta giusta, il giocatore ovviamente o accetta di rimanere o accetta di andarsene. Poi ovviamente a prescindere da chi è il club può fare, oltre ad accettare oppure contrattare un'offerta per un calciatore, più di questo non può fare. Poi il resto deve fare il giocatore, deve trovare lo stipendio, deve trovare la quadra giusta nella squadra e tutto. Poi sappiamo come va a finire in alcuni casi e in altri. Per esempio, in alcuni casi magari qualche visita medica non va bene, come Boniface al Milan, oppure non si sono trovati giusti termini di contratto in una squadra e quindi perciò il giocatore non è riuscito ad andare ed è rimasto in quella squadra. Poi, come ultima notizia in questo video, Anderson, attuale
difensore del club Brucio, è stato messo nel mirino dell'Internazionale Milano, cioè l'Inter, che vuole prendere un difensore, ma non a gennaio. Se ne parlerà direttamente a giugno, oltre nella finestra di mercato estiva, oltre nel riscattare Manuela Canci, perché la dirigenza dell'Inter fino a questo momento è soddisfatta del lavoro che sta facendo in rosa Manuela Canci. Poi, ovviamente, se cambia qualcosa, scusate, se cambia qualcosa, l'Inter non ci può fare niente e troverà due difensori. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video che penso uscirà dopo, o uscirà dopo o uscirà direttamente la live. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e l'obiettivo sono i 100 iscritti e lasciate un bel like. Ciao!